5 kg, dà la stessa energia di 5 kg di uranio. Quindi tu ti puoi immaginare, insomma... Quindi stiamo parlando della differenza fra diciamo, il materiale che produce energia elettrica come effetto fotovoltaico e un confronto con l'uranio. sì. È stato dimostrato che 1 chilogrammo di questo materiale fornisce l'energia di 5 kg di uranio. Sì. Quindi il che diciamo già è un punto sostanziale della differenza che c'è fra l'effetto fotovoltaico, come costo la possibilità di produrre col fotovoltaico molto più di quello che può produrre con l'uranio e con molte meno spese di impianti. No, questo discorso è partito dall'America, dalla Nano Solar si chiama la ditta che ha fatto questa cosa, perché si tratta di strade estremamente sottili, quasi spalmate diciamo tipo vernice su delle piastre, quindi strade sottilissime. Sì. Queste strade invece che essere nel pannello fotovoltaico ci sono diverse strade per cui riescono a catturare diverse frequenze diciamo dello spettro luminoso, no? Invece che cattura solo per esempio lo spettro che è visibile dalla nostra vista, può catturare anche l'infrarosso, l'ultravioletto, che normalmente sfuggono al silicio. E questo effetto è ottenuto con diverse strade, invece che i soliti, diciamo, con diverse strade di materiale che praticamente assorbono le varie frequenze, diciamo, luminose, no? Oppure meglio diciamo le varie frequenze dello spettro, diciamo, solare. E con questo si riesce a ottenere un rendimento. Io mi fermo diciamo al 20% come quello del silicio, ma qualcuno parla del 65%, ma insomma su questo ho diciamo delle riserve naturalmente perché sono voci. Però insomma di questo invece già il primo impianto si stanno facendo in Germania, quindi qui non è che si tratta di una cosa sperimentale, così insomma teorica. Qui ormai diciamo, il discorso è concreto. Lo stanno mettendo questo primo impianto lo stanno facendo già in Germania, proprio lo stanno costruendo. E siccome il discorso risale a qualche anno fa, io ho già sentito che praticamente ormai questo discorso, diciamo, questa cosa si può rintracciare, si può trovare anche dalle nostre parti. Mi sembra che sia arrivato in Europa, ma questo ancora non ho fonti, non ho ancora diciamo, trovato riscontri diciamo, commerciali. Sto cercando questo per il momento. Questo invece è un pannello solare convenzionale Sì, questo è un pannello convenzionale a silicio che diciamo, ha un rendimento circa del 12-15%, mentre dicevo con il film sottile alimenta una fontana. Sì, alimenta una fontana con una piccola ci mettiamo davanti sul pannello fa ombra, non arriva più la corrente, non arriva più l'energia, non esce più. Basta che ci spostiamo, facciamo illuminare il pannello. Ecco come può funzionare una fontana con un pannello solare di neanche 1 metro quadrato. Mezzo metro quadrato preciso. Si può fare anche la stessa cosa con mezzo metro. Ah, è finita l'acqua, ecco perché non esce. Il vento ha buttato tutta l'acqua fuori dalla... È l'ultimo, è finito. Meno male che ho portato la riserva. Ecco qua, è ripartito. Ogni volta che ci incontriamo, c'è una novità.
Va bene, grazie ingegnere Gemelli. Ci vediamo il 26 aprile per Chernobyl Day in tutto il mondo, in tutte le piazze d'Italia.